Si sono svolti nel pomeriggio di oggi, martedì 30 settembre 2014, ad Aragona, nella chiesa della Madonna di Pompei, i funerali di Laura e Carmelo Mulone, i fratelli di 7 e 9 anni morti sabato scorso 27 settembre, vittime di una esplosione vulcanica nella riserva naturale delle Macalube. Fuori dalla chiesa è stato allestito un maxi schermo per consentire la partecipazione anche a coloro per i quali non vi è stato più posto in chiesa. A rendere condoglianze alla madre Giovanna Lucchese, 45 anni, e al padre Rosario Mulone, 46 anni, carabiniere in servizio a Ioppolo Giancaxio, sono giunti ad Aragona, tra gli altri il comandante dei carabinieri di Sicilia, generale Giuseppe Governale, e il generale Leonardo Gallitelli, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. La messa è stata celebrata da Monsignor Melchiorre Butera. L'arcivescovo Francesco Montenegro è intervenuto con un messaggio. Brancolo nel buio nel tentativo di trovare un senso a questa tragedia. Avverto tutto il dolore dei genitori. Come ogni credente, anche io mi interrogo e faccio appello a Dio. Perché, Signore? Macalube mi appare come un piccolo Golgota. Spero e prego affinché la fede del risorto non ci abbandoni mai. Impegniamoci a sostenere con la preghiera i genitori e chiediamo con tutti gli sforzi che queste tragedie non avvengano più. A conclusione, tanti palloncini lanciati in aria dai compagni di scuola. Le immagini e il montaggio del videogiornale di Teleacras. Siamo riuniti per celebrare questa santa Eucaristia, che è il mistero di morte e di risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. È inserito in questo mistero la nostra vita, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Il Vangelo, appena ascoltato, ha fatto riecheggiare alcune parole della preghiera di Gesù. In essa il Maestro si rivolge al Padre, consapevole che i misteri del Regno sono stati rivelati ai piccoli, ai bambini, agli innocenti. Questa stessa preghiera vorremmo fare nostra quest'oggi, mentre diamo l'estremo saluto a Carmelo e Laura. So bene che in occasioni come queste la parola e le parole potrebbero risultare pesanti, quasi fastidiose, perché si gradirebbe avvolgere ogni lacrima ed ogni sofferenza in un silenzio intimo. Vorrei rispettare questo silenzio denso di preghiera, oltre che di strazio, per quanto avvenuto sabato scorso. Ma mentre è giusto ed opportuno far tacere le nostre parole, non possiamo non fare risuonare la parola di Dio,
è la parola della nostra fede, quella stessa che illumina il nostro dolore e ci apre alla speranza certa della risurrezione. È soprattutto a questa parola che vorrei prestare questa sera la mia voce, perché essa ravvivi e arrivi al nostro cuore in questo momento di particolare sofferenza che coinvolge la famiglia Mulone e in qualche misura tutti noi che sentiamo questi bambini come figli e fratellini nostri.